sorpresa, risveglia alle prime luci dell'alba per questo terzo giorno. Ho lasciato lo zaino a rifugio e salita alla Tofana de Rozes. Guardate qua, da rifugio sono circa 600 metri di dislivello, 650, e guardando il mare diciamo che la vista, la solitudine della vetta valgono la sveglia, diciamo. Non nego che fa freschino. Wow, cortina, fa freschino, ma guardate, giudicate voi, che maestosità. Timing. Quando ricapita di correre sulla Tofana, corri chiaro, diciamo. Ed eccoci qua, già tornati. E già a tavola. Già finito in verità di fare colazione. Però stiamo facendo un panino di Nutella da sport. No, posso anche tagliarlo giù se vuoi, dimmi tu. Boh, come... No, metti il pane. Non chiudiamo così. No, chiudiamo così. More food. More fuel. No, l'altro c'è con questo. Ah, vabbè, va bene. Se no si occupa. Posso mettere questi sopra e mettere il tuo sopra. Che scemo. Ghiaione risalito faticosissimamente con lo zainone. Ora siamo alla Forcellina verso la Tofana. Guardate che anfiteatro. Infatti, Tofana di Rozes stamattina e ora siamo qua. Cioè, ditemi voi. Tofana di dentro, croce pazzesca, molto severa, col filo spinato. Quindi qua c'è una ferratina tra le due tofane, quella di prima, la di mezzo. E boh, sentiero attrezzato barra ferrata. Io personalmente ho avuto piacere a legarmi. Matteo, no. Sì, fotina. E c'ha una fretta sto uomo. Scendiamo in paesaggio lunare verso la ferrata di discesa. E mi sa che è sempre a Formenton, cioè quella che collega le due tofane. Guardate voi. Siamo arrivati al bivacco. Com'è che si chiama? Degli alpini, vediamo. Te lo dico. Vabbè, intanto lo mostro. Guardate che carino, incassato, particolare. Vediamo se è aperto. Cioè è aperto perché un bivacco per definizione è aperto. Bisogna un po' duro, mi sa che lo terrò chiuso. Sembra bello sigillato, però carino. Purtroppo c'è sta nebbiolina del cavolo, però sentiero incredibile oggi, davvero bello. Vediamo come si chiama. Bivacco Baracca degli Alpini. Baracca degli Alpini, super carino. Scendendo siamo passati dal rifugio Ravalles su delle piste da sci e ora siamo finiti per fare un sentiero attrezzato, quindi di nuovo in Brago. Si chiama sentiero attrezzato Olivieri, per andare al rifugio Pomedes. Vi dico, siamo ancora fuori dall'Alta Via 1 perché la nostra deviazione dalle Tofane ci ha portato molto fuori. E lì si vede Cortina nella nebbia. Qua è facile. Ah, okay. Sì, sto cicerando con il nostro pubblico.
Non è mai finita, raga. Sentiero attrezzato con una scaletta in discesa non indifferente. Il rifugio obiettivo nostro. E fischia. Cioè, il fatto è che io e Matt non siamo dei... Allora, amiamo la montagna in tutte le loro forme, facciamo ferrate. Però, noi le ferrate, cioè non è che siamo dei fan che diciamo wow, una ferrata, che bello, ce la facciamo, però... Eccolo lì, guardatelo. Stambecchino, però ancora attrezzato. Poi io, se ho il kit mi lego, amor di Dio. Anche lì è ancora attrezzato. Fine sentiero attrezzato. Che vi dirò che io l'ho trovato molto più via ferrata che sentiero attrezzato. Forse in discesa è stato un po' più ostico che farlo in salita. E qua siamo al Pomedes, lo vedete lì? Siamo arrivati al Pomedes. E niente, poi scendiamo, se non ho capito male, al rifugio di Bona. Sempre fuori Alta Via 1, siamo. E poi dal di Bona ci aspetta una bella sparata finale di 500 metri forse di dislivello per il rifugio in cui dormiremo stanotte. E niente, questa è la vita. Sicuro faremo un mini rifocillamento al di Bona perché ci vuole. Tornati totalmente nell'umanità, proprio totale, come potete vedere, rifugio di Bona, ma non preoccupatevi, è una tappa passeggera, risaliamo subito. Tornati nella civiltà, dal rifugio siamo scesi ancora di più in verità, e ora stiamo camminando in piano verso il sentiero che ci farà fare altri 600, non 500 raga, 600. Quella vetta lì è Cima Ambrizzola, molto bella. Molto. Matteo la sognava, cioè per domani. A me piace un sacco, però è un secondo grado. Con sti zainoni, con le giornate che ci attendono, non saprei. Non so se la faremo. Da vedere. E come diceva Venditti, dico tu. E quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Ehi, puoi fare notare i nostri, diciamo, tra i alberi? Sora Pis. No, sì. Senti. Andiamo un po' più. Qua. Sembra che la Tofana ti sia il dito medio e in mezzo ci sono le serpentine. Delle gugliette delle Tofane. Pazzesco. Raga, che salitona anche questa, picchia. Non me l'aspettavo così picchiosa. Comunque, io e Matteo pensavamo, cioè in verità è stato un mio pensiero, che per fare le Tofane abbiamo deviato dall'Alta Via 1, come vi ho già detto. E ci siamo tagliati un pezzettino dell'Alta Via 1, ma a nostra discolpa quei sentieri li avevamo battuti quando abbiamo fatto la cortina del 50k, quindi in giugno. Era il pezzetto dietro le 5 torri che passava dal rifugio a Verau. Quindi sì, abbiamo deviato, ma quelle zone le avevamo già viste. Quindi non posso, è diventato l'unica parte che abbiamo già visto. Esatto. E in compenso abbiamo fatto tutte le Tofane. Le 5 torri sono dietro quei pini, non so se si vedono. Incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Cima Ambrizzola nascosta nelle nubi. Rifugio nostro, non ci posso credere. Croda da lago. Questa salita qua l'ho fatta tipo ritmo turistico, proprio per non andare in eccessivo affanno. Un turista diciamo un po' frettoloso l'ho fatta, però proprio me la sono presa piano, tanto che fretta c'è. No affanno, obiettivo arrivare al rifugio e ci siamo. Incredibile, abbiamo posteggiato il laghetto e tra l'altro questo rifugio è stato l'ultimo ristoro della cortina 50k, quindi c'è il ricordo insomma dell'ultimo ristoro anche lì sotto la pioggia, tutto sotto la pioggia, quindi non è che sinceramente mi ero guardata tanto intorno e il laghetto anche lì avevo visto sì e no, invece ora tac, ecco il rifugio, siamo arrivati, pazzesco. Giorno 3, giorno tosto, forse uno dei più tosti,
diciamo l'abbiamo chiusa con egregia, non so neanche cosa dire, l'abbiamo chiuso egregiamente, dai, diciamo così. 360. Sì, 360 con il nostro nuovo amico. Carpaccio, di cosa sarà carpaccio? Carne salata. Io avevo preso la 9, ancora la 9. Siamo arrivati al punto delle carte finalmente, il primo rifugio che ce li ha. E mi sta uccidendo a scopa, è troppo forte questo uomo a scopa. Non si vede il becco di mezzo dito, non si vede più, quindi non lo squadro neanche. Però mi sono già rotta perché non c'è gusto a giocare con lui, è troppo forte. Ho vinto solo una volta in carriera con lui.